Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Joker Gaming. Allora, pensavo di fare questo episodio un po' particolare perché siamo a corto di liquidi. Allora io pensavo di fare semplicemente della pesca e rivendere. Allora intanto mettiamo il cannocchiale. Qua è sgombro tigrato, molto bene. Qualsiasi pesce non ha importanza perché dobbiamo ricomprare delle robe che purtroppo le ho vendute da incompetente, perché le ho vendute da incompetente proprio. Ah, esaurita. Dice qualcos'altro. Cosa abbiamo qui? Va bene. Questo lo mettiamo qui, molto bene. Continuiamo a pescare. Quanto va su da solo. Questo lo mettiamo qui. Questo ti metto qui così. Ah, esaurito, molto bene. Vediamo se ce n'è un altro qui vicino da là. Quanto è mezzogiorno, certo che il tempo vola via, che è una meraviglia. Qui cosa c'è? Ah, è già esaurito. Beh, ce n'è un altro lì. Poi c'è qui. Acque agitate, non puoi... Ah, va bene. Qui ce n'è un altro, peschiamo qui e ora. Direi di fermarmi qui e andiamo a rivendere. Facciamo una puntata tutta così, dobbiamo vendere fuori maniera. Dobbiamo recuperare un macello di mercato del pesce. 220. Molto bene. Via. Sono le 5? Perfetto. Peschiamo qui. Che magari non ci capita qualche pesciolino particolare. Ah, qui è esaurito. Anche perché certe cose si pescano solo di notte. Ah, superficiale. Vedi, devo ricomprarmi quella io. Vabbè, draghiamo un altro pezzo da aggiungere alla collezione. Questo va qua sotto. Molto bene, esaurito. Allora, ritorniamo da nostra amica qui commerciante.
Allora, questi qui, magazzino e magazzino, molto bene. Mercato del pesce, vediamo. Quando peschi a strascico, presta attenzione alla profondità dell'acqua. Non tutti i pesci amano gli abissi, consulta enciclopedia. Va bene, un po'. Grazie, me ce l'ho detto. Vediamo il pesciolino e andiamo a nanna. Anche perché non c'è bella gente. Adesso io quasi quasi, sai cosa faccio? Ritorno. Vorrei ritornare qui perché intanto dobbiamo raccogliere tutta sta roba qua. E poi ci sono altri pesci da pescare. Dovrebbe essere di qui? No, non è di qui. È esattamente di là. C'è anche il faro. Metto questa visuale qui perché così riesco a vedere un po' meglio anche in lontananza se c'è qualcosa da tirare. Aspetta, là c'è qualcosa. E che cazzo, un attimo. Cos'è questa? Ma beh, intanto lo mettiamo qui. E qui c'è altra roba, anche là. Noi draghiamo come se non ci fosse un domani. Qui c'era un'altra cosa. Cosa niente di quella nave che ti ho segnato, signor. Questo però presenta una grossa falla sul lato. Siamo già... Ispezione cabina. Ispezione armadi e cassetti. Sono stati svuotati metodicamente dal primo all'ultimo. C'è alcun cassetto. Cerca questo. Non è rimasto nemmeno un asse del pavimento. Segna cabina. L'ultimo allora. Le televisioni sono tutte presenti, anche se l'esposizione degli elementi ne avrà danneggiato i circuiti interni. Abbassi la radio per darle un'occhiata. Da sopra di essa scivola una nota e le ripone in tasca per leggerla in seguito. Torna indietro. Dai un'occhiata restiva. Alcuni oggetti sono stati salvati. Allora, questa qui, cos'è questa per? Un costiero. E adesso io come faccio a metterlo? Non si può mettere solo che ha, anche volendo. Allora, intanto raccogli, tac, e lo mettiamo qui. Motore a valvole debole. Ma non posso neanche metterlo. Aspetta un attimo. Aspetta un attimo. Facciamo una robetta di sto genere. Manco quel pezzo lì. Questo ti metto qui un attimo. Dopo c'è questo che lo metto qui. E le tre. Mettiamo questo. No, non posso neanche metterlo qua. Ah, accidenti, come faccio? Non... Lo metto al magazzino. Allora facciamo... Aspetta. E mettiamo il magazzino anche questo.
Facciamo una roba, non è che vada matto di questa roba qua, E questo lo mettiamo qui. Abbiamo preso tutto. Vai via, perfetto. Cos'è che abbiamo? Cabina. Ah, messaggi. Appunti. Abissi, cielo, abissi per sempre. Sigillo dello scrigno rotto. Origine della nebbia? 5. Immersione. Lui sa. Bah. Sapere, capire. Adesso dobbiamo muoverci perché comincia a farsi una certa ora. Abbiamo un motore super iper debole. Spero di riuscire ad arrivarci. Spero. Anche se ho i miei dubbi. A proposito, stiamo andando verso l'isola di Rocca Nera. Molto bene. Va benissimo, facciamo la tappa lì. Se ci ammesso che ci arriviamo. Dice no. Va bene. Aspetta, no, ma dai che ci arriviamo con calma. Qui cosa c'è? Mi serve il superficiale che io non ho. Però qua in giro, se non ricordo male, esatto, ci sono i granchietti. Eccoli qua. Intanto no, intanto così siamo pieni. Sono contento di essere ritornato a casa, diciamo così. Allora, pescivendolo solo. Dopo intanto devo fare così e anche questo al magazzino. Disinstalla magazzino, questo qui al magazzino, questo magazzino e questo magazzino. Molto bene. Al magazzino però abbiamo anche questo che raccogli. Molto bene. No. E se lo metto come così abbiamo due posti. Tanto si fanno le 6 di mattina. Ecco, perfetto. Aspetta, devo mettere via questo, lo disinstallo e non si può venderlo. Magazzino. Dopo il magazzino abbiamo anche il motore, quello più grosso, che è questo qui, giusto? Sì, alla stiva. E lo mettiamo, dai, tanto è la stessa roba qui, non cambia niente, dai, tanto quello occupa 4 posti. Bene. Andiamo a recuperare il resto.
raccogli tutto. Raccogli. Ah, carico. Ah, anche quello abbiamo sbloccato, molto bene. Beh, visto che è pieno giorno possiamo usare anche adesso cammina bene. No, prima cioè, siamo stati no fortunati di più. Pescivendolo 169, molto bene. Queste magazzino, molto bene. Ah, ci serve quella superficiale. Qua costiero, molto bene. Vabbè. Aspetta, che volevo metterla qua. Pesca. Quindi abbiamo il pesciolino, quello speciale, speciale. Oh, un squalo. Non ce n'era uno un po' più grande? Giusto che... No, vero, giusto. Sì, ma se ne prendo un altro, dove lo metto? Questo lo possiamo mettere qui. Questo lo possiamo mettere qui. Proviamo a pescare, vediamo se riusciamo a metterlo in qualche... Li abbiamo fatti stare, qui c'è qualcosa? Cosa possiamo tirare su qui? Qua ci sono dei pezzi di ricambio, ma non ho spazio. Superficiale. Niente, allora ritorniamo alla base. Molto probabilmente ci sarà anche un trofeo per far esplodere il motore. Probabilmente, presumo. Vito costiero. Beh, ce ne stanno un paio per quello. Anche se... Cioè, prima mi fu scritto abbondante. E adesso è esaurita. Ma... Allora. Pescivendolo. Vendiamo tutto. 250. Molto bene. Questa è... magazzino. Io direi di staccare un attimo questo, disinstalla e al magazzino. Al magazzino vediamo cos'è che abbiamo di pesce. Costiero. No, noi serve superficiale. Allora andiamo dalla maestra lascia. Costiero superficiale. Questo è solo superficiale. Quanto costa? 414. Porca puttana, se lo fa pagare, sì. Qui non ci sta. Ci sta roba là. E questa la metto qui. Molto bene, dai. Allora. Riposa. Andiamo fuori un'altra volta.
Beh no dai, dopo controllo indietro. Se c'è qualcosa da sistemare, abbiamo tutte quante le... come si chiama? Le nasse abbiamo da risistemare. Partire sui granchietti per fare in modo che ci procurino tanti bei soldini, o almeno così speriamo. Sarà una puntata un po' noiosa probabilmente, non dico di no, beh. Vedere uno che pesca e basta, che non va avanti con la storia, dici porca puttana che due palle. Purtroppo ogni tanto succedono anche queste avventure, chiamiamole così. Basta. No, devo andare a pescare altra roba. Qui ci stanno? Abbondante. Sì. Poi ci sta. Un pesce ci sta e basta. Gli altri. Va bene, allora, ritorniamo alla base. Allora, vendiamo. Via. Perfetto. Allora, maestra d'ascia. Allora, per riparare tutto devo mettere questa qua, giusto? Alla stiva. Alla stiva. Alla stiva, alla stiva e alla stiva. Riparare tutto 75, molto bene. Ritorniamo in mare aperto, ma però questa volta voglio andare un po' più in là. C'è questo 2 metri, 3 metri e mezzo, dai. Molto bene. Io avevo visto qualcosa, vediamo se mi era qui o sbaglio. Eccoli qui, sì, esatto. Allora, draghiamo come se non ci fosse un domani. Oh, guarda, un pezzo molto bene. No. Ogni tanto ci arriva qualcosa di veramente utile. Ogni tanto però. Esaurito, va bene. Ce n'era uno qua un po' più avanti, o sbaglio? Qui cosa abbiamo? Buoni anche quelli. Anguilla ospite. Guarda, una la mettiamo qui. C'è ancora? Sì. Guarda, abbiamo un posto per questo. Ma questa qua, ma perfetto. Qui cosa abbiamo? Ma non abbiamo più posto noi.
Cioè, ma sono l'unico che vede le rocce che si formano da sole o cosa? Cabina. Enciclopedia. Anguilla, aberrazione D. Bene. Dobbiamo... Ci sono un mucchio di aberrazioni, ma tanti pesci, chissà quando li vedremo, se mai li vedremo. Pesci vendolo. Vendiamo tutto. Bene. Dopo. Ricerca. Motori. Io direi di cominciare a far queste. Bonus aberrazione più 2% più 2%. Allora, però questa qui è 4x4, questa è 4x4, questa è 5x4. Beh, cominciamo da questa. Nassa efficiente, nassa robusta, nassa grande. Ora disponibile nassa grande. Allora andiamo dalla maestra Dasha. No. E le nasse grandi, scusa, dov'è che le compriamo? Che non mi ricordo. Vabbè. Bacino? No. Bacino di... Qua mancavano. Ah, i pezzi di legno mi mancano. Mancano i pezzi di legno che... boh, comprerò. Riposa. Qualche ora, buon perfetto, ritorniamo. Scusa un attimo. Bah, vabbè, non importa. Anzi, sai cosa facciamo oggi? Andiamo un attimo. C'era un posticino, non mi ricordo se era Punta Acciaio. Andiamo, intanto andiamo a Punta Acciaio, vediamo se ha finito. E questo cos'è? Legno? Ci andrebbe molto, molto bene. Bene, che se no non finiamo più. Ah, esaurito, va bene. Di già. È la nostra... sempre dritto. Perfetto. Sembra che abbia finito. Comunque. Qua ci sono altri pesciolini da pescare, sì. E rivenderli? Dov'è che possiamo rivenderli? Costruttrice, vediamo. Ehi, grazie ancora per avermi aiutato a traslocare qui, sono riuscito a stabilirmi bene. Disfacendo i bagagli ho trovato questo, dovresti prenderlo. Ti consegna un libro, la copertina è polverosa ma il volume versa in buone condizioni. Se mai ti servisse di usare il molo o conservare qui le tue cose, sentiti a casa tua. Magazzino allora? Bene, perfetto. Allora, questo magazzino. Sì, ma io vorrei vendere. Qui cosa abbiamo? Altri pezzi? Sì. Ma male non vanno. Ah, già, vabbè. Anche qui c'è qualcos'altro. Va bene, oggi facciamo raccolta differenziata. E ora c'erano anche questi da mettere giù, vabbè. Sembra impossibile, ma non li ho neanche visti.
Sì, ma se io volessi... Lascialo qui un secondo. Questo lo mettiamo qui. Questo lo mettiamo qui. E questo lo mettiamo qui. Questo... No, no, così. Questo lo mettiamo qui. Intanto faccio così. Qui ci sono pesci, quello no, c'è... Sì, c'è un pesciolone. Anche qui pesciolone. Sì, addirittura oceanico, ma va bene. Allora, ritorniamo. E qui cosa c'è? Riserva. Ah, un pesce con... No, no, no. Assolutamente. Allora, magazzino, mettiamo giù questo, questo e anche questo. Molto bene. Riposiamo fino all'alba. Boh, perfetto. Allora, qui c'erano altre cose da rancurare. Adesso noi le rancuriamo. Guarda, proprio legno, quello che ci serviva. Bene, un altro pezzettino. Abbiamo capito che per trovarli o si completano le missioni in teoria o si trovano sott'acqua. Allora a sto punto solo lì li ho viste fino adesso, cioè non li ho visti in altri posti, cioè, ci hanno dato come ricompensa, vedi. Adesso ci hanno dato un mega pezzo, va bene. Un altro. Basta? Bene, ritorniamo dalla nostra amica. C'è pesce. Bene. Facciamo una robetta di sto genere. Allora, magazzino. Questo giù. Questo giù. Questo giù. E questo giù. Dopo andiamo a ricerca. Motori. Motori, aspettiamo, facciamo le NAS o le reti. Ma le reti non mi ha ancora utilizzate neanche una volta. Io direi di fare queste sinceramente. Sia questo che dopo, cioè possiamo arrivare anche le altre praticamente. Allora facciamo, ce la facciamo arrivare a casa? Penso di sì. Aspetta, cabina, ah vedo il sussidiario degli ingegneri in lettura, molto bene. Qua possiamo pescare abbondante, via. Tiriamo su come se non ci fosse un domani. Molto bene, anzi. Beh no, tanto è la stessa roba. Ah, è esaurita.
Già. Scarsa, non ci sta più niente. Allora io direi di ritornare. E qua tempo residuo un giorno, cioè domani, ma tanto non importa, non importa. Tanto stanno là e quando sono raccolti, cioè quando sono intrappolati, sono intrappolati. Pesci vendolo 100, quasi 190 dollari, molto bene. Ah, eccoli qui, dove sono? Cosa costano, scusa? 135. Questa ne costa 135, questa 135. Potrei comprarne una per sorte e lasciarla là. 3 giorni, 5 giorni, 3 giorni. Dai, ne compriamo una. Dai, facciamo una e una. Boh. Maestro Dasha, non c'è niente da riparare. No, aspetta un attimo. Abbiamo un mucchio di roba. Allora, qui ci mancavano 2 pezzi di legno. Qui qua. 1, 2. 1 e 2. Li abbiamo i soldi? Certo che ce li abbiamo. Bene. Qua invece ci manca un pezzo di legno. E costa relativamente anche poco. Perché al magazzino... No, ce l'abbiamo invece. Quello qui. Però non abbiamo il cash. Non è un problema. Qua costa 800 dollari. Le spese cominciano a farsi sentire, diciamo, è così. Allora, pesca notturna, stiamo qui in zona, il problema è risolto. Non ha... eccoli, guarda. Anzi, aspetta un attimo, andiamo un po' più avanti. Nassa efficiente. Qua mettiamo una nassa robusta e qua mettiamo una nassa grande. Vediamo cosa tirano su, cosa... Qua peschiamo, qua ci ho messo, esatto, i nostri amici qua, che ce ne stanno parecchi anche. Ah, esaurito di già. Ma no, abbiamo pescato praticamente un cazzo e... Cos'era quella roba là? Lo vedete anche voi là che continuano... Va bene. Non mi interessa al momento, devo solo pescare e rancurare adesso. Sono le cose che per me hanno più urgenza. Tipo qua. Anche qui sì, bene. Di notte
scarsa. Ma perché sono sempre scarse queste zone? Non ho capito, cioè. No, lo mettiamo qui. Questo lo mettiamo qui, molto bene. Questo lo mettiamo qui. Questo lo mettiamo qui. Vabbè, non è che manchi, cioè. Questo è esaurito. E sono le 8 di mattina, molto bene. Allora, pesce vendolo. Spero che i BI non ti abbiano rubato il pescato, maledetti pennuti. No, purtroppo è successo anche quello. Grazie per avermelo ricordato. Ah, qua te le vendono ancora perché... Sempre 135. Un sconto neanche pagando. Dopo andiamo, maestra d'ascia. Cioè sarebbe da montare un altro di questo. Perché è lo stesso che ho montato adesso, però no, prima devo fare abbiamo questo qua, costa $100, 3 spazi più per le canne, molto bene. Nuovo scafo, visto che abbiamo parecchia robetta, magazzino, questo dentro qua. Dopo, cos'è che ci domanda? Questo. Sì? Questo, molto bene. Dopo abbiamo questo. No, qui. Giriamo. Molto bene. E poi ci servirebbero tante altre cose. 4 pezzi, ma abbiamo tanti di questi, potremmo anche venderli. 120, 200, 300, 80. Sì, ma devo fare prima questo, cioè. Manca qui 2 là che sono 2 pezzi di ferro e costano parecchio. Magazzino, vediamo, si può venderlo questo qua? No, non posso venderlo, perché? Se mi sta sulle palle, perché non posso venderlo? Me lo spieghi? Perché se anche lo metto alla stiva... Non c'è... Ah, va bene. Allora, facciamo una robetta. Allora, intanto andiamo a vedere. Adesso voglio vedere cosa abbiamo raccolto con queste qua. Qui un granchietto. Qui abbiamo raccolto un cazzo. E qui invece cosa abbiamo raccolto? Manco di un cazzo. Allora continuiamo a pescare. Peschiamo, qualcosa verrà fuori. Cosa vuoi che ti dica? Peschiamo. Sgombo bitorsoluto.
Oh Maria, che brutto. Cioè, ne ho visti pesci brutti, ma quello lì li batte tutti, è veramente esaurito. Molto bene, qua c'era anche qui. Il problema è che questi pesci, cioè, per carità, puoi pescarne una infinità, non è che ci sono limiti. Basta, non ci sta più niente. Allora, ritorniamo a casa. Ah, cominciamo. Allora, pesci vendolo. Due c'è neanche tanto, però guardando bene, con tutta quella roba lì. Allora, aspetta che c'è la cabina. Poi là, sgomo, aberrazione di... vabbè, quella roba è a 35, sì, vabbè, ma... non pescato, arcipelago e midoglia, cioè, sono tanti che non... magari sono rarissimi anche, magari una volta, mettiamo caso, su 50 ti esce, su 100. Aspetta, guarda un secondo qua. Vabbè, io faccio, guarda, io mi fermo qui. Come sempre vi ringrazio per la visualizzazione e come sempre vi ricordo anche di iscrivervi al canale, di lasciare un bel like, di commentare e condividere, in modo da far crescere me, serie canale. Grazie ancora per la visualizzazione, a presto da Joker Gaming.